Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Filippo Giardina. Buonasera Stefano, buonasera Daniele. È Ciao. tornato anche Stefano Rapone in co-conduzione. Filippo che Sì. torna a Tintoria, tu sei stato il secondo ospite assoluto. Sì, al buio ancora ero. Sì, esatto, era senza telecamera, senza video, la seconda puntata di Tintoria. C'era anche un pessimo audio, perché non avevo ancora imparato a usare la tecnologia a mia disposizione e mi sono state fatte varie critiche perché essendo le mie prime esperienze di podcasting io non mi ero mai risentito parlare e quindi mi sono accorto che io finivo un sacco di frasi degli ospiti. L'ho fatto molto con te, mi è stato fatto notare pesantemente nella sezione commenti, quindi adesso, come vedi, faccio lunghe intro così evito poi di andare sopra l'ospite. Però dimostra molta sintonia finire le frasi di un ospite, perché comunque sai, è come quando una coppia Sì, inizia una frase e la finisce. Quindi. sintonia è anche molto mio bisogno di approvazione, che tu inizi a dire una cosa e la finisco e dico hai visto, hai visto, hai visto. Lo penso anch'io. Esatto, però mi piace pensare di aver corretto questa cosa. Allora, Filippo ha un nuovo spettacolo che, attenzione però, non lo potete vedere dal vivo perché il Covid ce lo impedisce, ma potete vedere sulla piattaforma di The Comedy Club. Lo spettacolo si chiama Formiche e per vederlo dovete andare sul sito The Comedy Club e seguire le indicazioni. E pagare, Pagare, certo. 6,66 euro. Parte delle indicazioni è pagare. Dicevo prima fuori onda a Filippo e Stefano che io in teoria avevo il link per vederlo a gratis e invece poi ubriaco non trovavo quel link e quindi l'ho pagato lo stesso perché comunque sia il prezzo è accessibile per comunque sia una cosa ancora sperimentale che è questa diffusione di spettacoli di stand-up su piattaforme alternative. Certo. E questo spettacolo che però tu hai comunque registrato poco tempo fa. Sì, a fine novembre. A fine novembre al Monk, locale amico che salutiamo. Come è stato registrare lo spettacolo al Monk a fine novembre, quindi col pubblico distanziato, con le mascherine e quant'altro? Beh, è stato più complicato proprio anche a livello di struttura di registrazione, cioè abbiamo dovuto pagare un sacco di gente, perché comunque ci sono, in Italia sappiamo che è tutto un po' una mafia, quindi se tu vuoi registrare ci sta una sorta di sindacato, una società che si occupa di farti avere tutti i permessi, che è anche un po' buffo. Noi abbiamo registrato, c'era lo sbirro del Covid, cioè c'era un tizio che è venuto e diceva alla gente distanziati, cioè noi avevamo tutto l'interesse, insomma, avevamo capito, e ha fatto anche una lunga introduzione prima dello spettacolo facendo un paragone fra l'Italia, la Cina, lo sviluppo della pandemia. È stata una cosa abbastanza surreale, insomma. Immagino quanto abbia fatto ridere come apertura lui che parla infatti, di questa cosa. Una grande apertura. Il povero Sandro Canori, che salutiamo, si è trovato a dover aprire poi una serata dopo che lui li aveva massacrati per 15 minuti. Però è stata un'esperienza fortemente voluta proprio perché comunque secondo me bisogna cercare in qualche modo di andare avanti. Andare avanti vuol dire pure partire dal presente. Se il presente è gente distanziata e con la mascherina, piuttosto che rinunciare, abbiamo fatto questo tentativo e da una parte è stato pure molto stimolante. Io era una vita che non faccio più serate davanti a 23 persone e quindi sai, riprovi il brivido del doverti sudare ogni singola risata e anche da parte del pubblico è stato molto bello perché comunque venivano da un periodo di reclusione, è stata la possibilità di vivere comunque un'esperienza bella, uno spettacolo. Tra l'altro molto, molto riuscito, cioè nel senso appunto io l'ho visto, tecnicamente funziona, essendo comunque sia la stand-up una cosa che funziona molto di più dal vivo ed è bello vedere dal vivo, e come spettacolo di stand-up in video funziona bene. Sì, beh, diciamo io ho fatto tante repliche, provo tanto, insomma, sono abbastanza secchione e quindi sicuramente è stato più impegnativo da proprio farlo, però l'idea è ecco, cercare di restituire un live vero, cioè io vedo molti special su Netflix che sono tagliati con l'accetta, montati veramente. Noi abbiamo dato giusto quel minimo di levare il colpo di tosse, perché magari è brutto se ti esce sul microfono, però cercare di restituire un live che fosse tale, insomma. Tra l'altro spettacolo, diciamo prima, Formiche è abbastanza maledetto perché Formiche doveva tu ce l'avevi al Brancaccio
e poi è arrivato la prima ondata del Covid. Poi allora vario giro di repliche a snodo per recuperare, secondo giro di Covid, e alla fine dice vabbè, vaffanculo, lo carico su una piattaforma online. Sì, guarda, in realtà poi sono riuscito a farlo a Roma alle terrazze, che, È vero, giusto. che è stata l'unica possibilità nella mia vita di aprire lo spettacolo dicendo ha fatto anche cose buone, perché era talmente bello le terrazze. Sì, Quindi posto È incredibile, vero. con le panche che sorgono dal tetto bellissimo. direttamente in pietra, veramente una visione futurista, letteralmente, incredibile. Sì. Vai, Invece Senti. gli El Monk dov'era? Non era la sala grande quella lì? Sì, Dove hai no, era la registrato? sala grande, ma io poi ho tutte le mie fisse sulla stand-up, quindi ho fatto montare un palco laterale, perché Ok. il palco alto comunque crea sempre freddezza. E, Sì, dici il palco alto con 24 persone sembra veramente una Infatti, cosa. perché mi pare che erano a livello sì, sì, sì. cioè, del terreno, diciamo, il pubblico, non Sì, c'era ma un io avevo palco. una pedana di 10 centimetri e comunque io in generale, dove posso, quando facciamo le produzioni per conto nostro, cerco sempre di mettere la condizione del palco basso, perché l'idea già tante volte si parla dal pulpito. Secondo me più ci si mette comunque a un livello che è lo stesso, e più si può far finta di credere al pubblico che loro siano come te, che comunque la comicità è manipolazione, e quindi questi sono i piccoli trucchetti che però rendono più intimo lo spettacolo. Ma però a maggior ragione, perché a manipolazione non gradisci neanche un po' di palco o un qualcosa, sì, perché è vero, io pure mi piace il palco basso, però comunque anche solo visivamente una pedana è meglio di un tappeto per me. Beh, sì, diciamo che io, essendo invecchiato in questi anni, cioè, poi man mano alla fine diventano tutte cose che aiutano più te che effettivamente il pubblico. Quindi io ho la barba bianca ormai, quindi diciamo mi sento abbastanza autorevole sul palco, e quindi anche farlo su un tappeto mi cambia. Meglio il tappeto del palco del Monk di 1 metro, che Okay. una scatola là sembra fa spettacolo dentro il carillon. Sì, che poi magari appunto con 150 persone ha pure senso che si crea quella cosa simil teatro, con 24 persone sembri un pazzo che sta parlando, Esatto. messo sopra un cassone. Sì, no, certo. Mi sembra un'ottima idea averlo fatto laterale. Senti, adesso che hai fatto formiche, insomma hai distribuito formiche in questo modo, ehm, cioè, che prospettive vedi per fare spettacoli dal vivo nel futuro? Cioè, torneremo mai a esibirci? Quando e come, secondo te? Allora, sì, sicuramente torneremo a esibirci. Quando? Chi lo sa? Dovremmo, penso, aspettare una vaccinazione più di massa. Più che altro il perché. Mi piacerebbe parlare del perché ho fatto Sì, questa operazione, perché secondo me il mondo della comicità ha reagito a una pandemia, quindi a una tragedia epocale, più che per cercare di offrire un prodotto per lenire la sofferenza delle persone, più che altro, diciamo, ha cercato di sgomitare per non essere dimenticato. E quindi insomma, io ho guardato tante cose anche in questo periodo, e secondo me è stata un po' svilita la comicità in questi mesi. E poi altro discorso, oltre alla comicità, proprio la satira in particolar modo, diciamo è abbastanza morta in Italia. Cioè, ormai è un termine che viene utilizzato da tutti a caso. Cioè, nel senso, qualsiasi persona fa stand-up gli dicono: ah, tu fai satira su. Quando in realtà la satira è sempre stato un genere molto preciso, molto definito, non che avesse una qualche qualità intrinseca. Cioè, uno può fare satira, essere patetico, e può essere un comico di straordinario livello. Però adesso è come se si fossero sovrapposte le cose, e allora mi piaceva innanzitutto ridare dignità alla satira attraverso anche un biglietto alto, perché 6,66 € per uno spettacolo media più o meno è un mese di Netflix. Però visto che ci metto 2 anni a scrivere uno spettacolo, visto che in Italia gli special stand up vengono venduti a cifre ridicole, e in tutto il mondo i comici sono ricchi e benestanti, perché Dave Chappelle credo abbia chiuso un contratto per gli ultimi 2 spettacoli su Netflix di 20 milioni di euro a singolo special. sì.
E uno dirà, vabbè, lui è Dave Chappelle. Sì, però facciamo il calcolo solo sui potenziali spettatori, guardiamo quanto si è diffusa la stand-up in Italia. Io su YouTube con 2 spettacoli in un anno sono arrivato quasi a 600.000 visualizzazioni, cioè sta crescendo tutto, però purtroppo l'Italia è sempre legata a persone anziane, perché la gestione della televisione è in mano a persone di una certa età, che si divertono a dire, ah, questo l'ho scoperto io, vogliono avere sempre quel ruolo di Deus ex machina, come se avessero fatto loro, e fondamentalmente hanno svuotato la televisione dagli spettatori, cioè perché la televisione non la guarda più nessuno. Dall'altra parte Netflix e Amazon stanno diventando 2 colossi sempre più soggetti però al volere dell'orda del pubblico, quindi c'è stato un film che adesso mi sfugge, che raccontava, molto bello, di alcune ragazzine che partecipavano a un concorso, un baby concorso di bellezza. Ah sì, Mi sfugge, mi viene Kidding, che non c'entra niente. no, adesso lo Cuties, guarderò. Cuties, forse. Cuties, sì, può essere, aspetta. È un film che consiglio a tutti, è veramente un pugno nello stomaco, perché rappresenta quello che succede. Nella copertina hanno messo queste ragazzine di 8 anni, 9 anni, vestite come adolescenti sexy, che twerkano, e c'è stata un'indignazione popolare. Netflix ha perso non so quanti milioni di euro in un singolo giorno, e tendenzialmente più si andrà avanti, più queste grosse multinazionali saranno costrette a rispettare questo volere, questo giudizio etico globale del pubblico. E quindi per chi fa satira sarà sempre più difficile trovare spazi, perché anche in America, oggi Dave Chappelle è uno che ha un nome, ma sentivo Chris Rock che da anni ormai non fa più spettacoli all'università perché non gli permettono più nulla. E allora l'idea di cercare una sorta di indipendenza per cercare di portare avanti certi contenuti credo che diventerà sempre più necessaria. Sì, diciamo, vai, scusami. no, e per quello l'ho fatto, anche perché poi allargando in generale il discorso della satira, se vi ricordate da Io sono Charlie in poi, c'è stato un naufragio, nel senso, perché sempre più persone poi si sono diciamo messe questa coccarda di autore satirico. Io penso il primo credo sia stato Marco Travaglio, adesso Scanzi, sono persone che giocano su questo equivoco. La satira fondamentalmente è critica all'esistente, al potere, al pensiero più diffuso, e tendenzialmente si può fare satira solo se non hai alcun tipo di responsabilità. Cioè, così come Grillo, quando ha iniziato a fare il politico, è morto come comico, un giornalista nel momento in cui si dovesse mettere a fare satira dovrebbe morire come giornalista, perché la forza della satira è comunque l'assenza di responsabilità. È quel bambino maleducato che dice guarda, questa cosa non va bene, e semplifica e dice le sue cose. E invece oggi siamo arrivati al punto che la brutta satira, la satira reazionaria è quella del consenso sul web, quindi te la prendi con le persone che vengono detestate da tutti e ti prendi il tuo consenso. Ma oggi un personaggio come Andrea Scanzi, che comunque è un giornalista, permettetemi, so che qui vige la democristianità, però un giornalista da 4 soldi, un personaggio veramente mediocre, andrebbe preso in giro da tutti. Ma se tu oggi ti permetti di prendere in giro, se io mi permetto di prendere in giro Scanzi, arriva la cosa, tu sei invidioso. Di chi? Di un giornalista? Cioè, io faccio un altro lavoro. Invece ormai è diventato che il vero potere, ossia la popolarità, oggi è un potere. Puoi essere Scanzi, puoi essere Chiara Ferragni, quelli sono i veri poteri, sono diventati intoccabili. E quindi ci sarebbe molto bisogno di satira. La satira è problematizzazione dell'esistente, e invece ormai in questa logica polarizzata, come ti permetti di parlare di Chiara Ferragni quando ha dato i soldi per fare l'ospedale per il Covid? È tutto mischiato, e quindi secondo me è un momento in cui bisogna tenere duro per chi fa satira e cercare di diffonderla. Però scusa, cioè tu dici Scanzi, cioè alla fine io vedo che però viene preso in giro Scanzi in teoria, anche su Facebook, sui social, cioè sono proprio pagine che o prendono proprio di mira lui, o comunque il concetto, cioè quella pagina come si chiama, tipo Io professione mitomane, che si basa su Scanzi proprio, secondo me,
come principio. Non è satira, ovviamente, però cioè, non penso sia intoccabile. Cioè, non lo vedo come intoccabile. Però qual è il discorso? Questo lo fece una volta Dario Fo in un'intervista da Luttazzi. Cioè, la differenza fra satira e sfottò. Sì, no, però io parlavo sull'essere intoccabile. No? Cioè, non è... Sì, no, nel senso, ma se tu prendi in giro è un personaggio narcisista, sì. è un conto. Se tu dicessi Scanzi di fatto con la pandemia ha fatto un colpo di stato nel mondo dell'informazione, lui è arrivato a diventare più seguito di tutti i giornali e quel potere ce lo può avere una rockstar, non ce lo può avere un giornalista, perché sennò arriviamo, senza arrivare a catastrofismi vari, a parlare di un'emergenza democratica, perché quando cioè, la pluralità dei punti di vista è fondamentale nell'informazione della persona. Lui da solo, lui, la Lucarelli, informano più di tutti i giornali messi insieme. Se uno costruisse su questo concetto un monologo duro, di certo vedresti come partirebbero tutti i fan che finché si tratta di dire vabbè è uno che parte con la musica, fa il balletto, così è tutto accettabile. Ma poi aggiungerei la logica dei social è una logica di polarizzazione, o sei un genio o sei un coglione, o sei della Roma o sei della Lazio, e all'interno di questa polarizzazione va bene tutto, ma di base non si intacca nulla di quello che è il suo consenso. Mentre l'idea, la satira, di certo non serve a niente, ma è quella cosa che va a rompere un po' le scatole. Cioè è quel ditino che va lì a infilarsi laddove c'è un minimo di fastidio. E Scanzi è uno che ha condiviso sulla sua pagina un articolo dove veniva definito uno stand-up comedian tutto tronfio. Cioè, mi ricordo, gli avevano detto, qualcuno gli dava dello stand-up comedian, lui diceva a quanto pare sono anche uno stand-up comedian. Evidentemente. Però mi sento dire che comunque è una persona su cui si può scherzare senza problemi, cioè si può anche fare della satira, cioè, magari i fan si possono anche arrabbiare, però non mi sembra un intoccabile. Ma guarda, potenzialmente. Scusami, non lo so, sì. La satira innanzitutto è una questione di contesto. Sui social non si può fare satira, perché sui social è tutto fraintendibile. Cioè, nel senso, sui social puoi dire A o il contrario di A, puoi accodarti a un pensiero. Come dire, io scrivo dei pistolotti, adesso sto cercando di smettere su Facebook, proprio perché comunque, cioè se io mettessi formiche su Facebook, mi arriverebbero una quantità di minacce di morte. Perché? Perché la gente ormai si è abituata in quel contesto a un certo modo di ragionare, che è quello che personalmente provo a denunciare da anni. Io ogni spettacolo c'è un monologo sul mio sesto potere, e adesso, diciamo, dopo che hanno bannato Trump, si inizia a capire che c'è un problema di gestione dei social, perché però sto scappando dalla satira. Insomma, la satira secondo me va fatta di fronte a un pubblico che la sceglie. O compri un fumetto o paghi il biglietto di uno spettacolo. Io non faccio più spettacoli gratuiti da anni, proprio perché poi diventerebbe una forma di violenza, no? È come se giri su Rai 1 e ti trovi Filippo il Matto che ti dice certe cose, va scelta. E quindi però che è successo? Che con la diffusione dei battutifici online, di tutti questi che si definiscono autori satirici, che la fanno sul web, si è svuotato di significato proprio la parola satira, e quindi la gente stessa non ha più la percezione di che cosa sia. Abbiamo toccato, hai toccato un po' di cose di cui volevo parlare. Una delle cose che chi sono secondo voi gli intoccabili in Italia? Cioè, esistono veramente delle cose di cui non si può parlare? E soprattutto, che cosa succede se si parla di quelle cose su canali pubblici? Perché adesso, appunto, l'altra cosa di cui volevo parlare è cercare delle piattaforme alternative a quelle mainstream, perché c'è un politically correct, quindi diciamo in televisione certe cose in un certo modo non si possono dire perché sono attenti a tutte le tematiche. Ma su internet, su YouTube, se io carico, oppure tu hai caricato il tuo video sulla tua piattaforma, chi sono le categorie che se ne parli ti succede qualcosa professionalmente? Questo lo chiedo perché sono sempre stato curioso di questa cosa, cioè che cosa in America, sai, se dici faggot in televisione non lavori mai più. In Italia se dici frocio in televisione fai ride. Nel senso, sì, hai mischiato tanti piani. Innanzitutto, allora, il primo è la transizione, l'evoluzione che ci ha avuto la censura. Prima la censura era tu non puoi dire questa cosa. Oggi la censura è
il disinteresse. Cioè, nel senso, io faccio spettacoli pieni di provocazioni, io me le penso tanto, mi penso a tutte le possibili risposte se nascessero polemiche. Fatto sta che io sono al 9° spettacolo di stand-up, sto scrivendo adesso il 10°. Faccio numeri enormi sulle piattaforme. Tu, a distanza di un mese dall'uscita di Formiche, sei la prima persona che mi ha scritto. Cioè, come si silenzia la satira oggi? Non parlandone. Io a Capodanno sono andato ospite al Cerbero Podcast, per farti un esempio. Cioè, dentro Formiche c'è, secondo me, il mio monologo più bello, è un monologo su Fedez e la Ferragni. E che è successo? Io vado in diretta alle 9, alle 21:05 spunta una donazione di 50 sub di Fedez, che mi ha dato proprio l'idea, sai, quell'atteggiamento mafiosetto, sto qui che ti guardo. Se qualche giornalista parlasse del mio monologo, me lo sono costruito con avvocati, me lo sono studiato, saremmo in una situazione dove lui dovrebbe rispondere e farebbe pure molta fatica a trovare una via di uscita dalla croce sulla quale l'ho messo. Però come si silenzia la satira? Non se ne parla, nessuno ne parla. E quindi diventa che tutto il mondo della satira è diventato una cosa molto rassicurante, molto di questo ambiente radical chic. Ricordiamoci che fino a pochi anni fa la satira era un vessillo difeso da giornalisti, da intellettuali. A me non frega più niente a nessuno. Perché comunque, ma chi te lo fa fare? Ma perché inimicarsi? Io vedo, credo, non tutte le puntate di Tintoria, ma ne ho viste tante. E comunque questo è un progetto molto indipendente. Fate come cavolo vi pare, è il programma tuo, adesso c'è in co-conduzione Stefano, ma tendenzialmente, però io noto sempre che voi stessi, che siete comunque dei comici, siete sempre molto attenti a prendere una posizione spigolosa, anche nei confronti dell'ospite, nei confronti di uno spettacolo che vi potrebbe non essere piaciuto. E diciamo che quest'ambiente è un po' tutto l'ambiente dell'Italia, dove comunque tendenzialmente un po' tutti cercano di dire vabbè, ma chi me lo fa fare? Guarda, io questo... Vai. Perché avevi messo due fatti. Sì. Chi se la prende con te? È sempre il discorso di che possibilità hai poi di avere un uditorio, perché tutti noi, sia per narcisismo, sia per guadagnare soldi, cioè se uno sale su un palco avrebbe piacere ad essere ascoltato da più persone possibili. E di fatto, se io per esempio da anni porto avanti la mia battaglia sul ruolo della donna in Italia, io ho un ostracismo da parte dell'universo femminista che a me fa ridere, cioè nel senso, perché io penso di non aver parlato, ho parlato probabilmente più di tutti delle tematiche di genere in tempi veramente non sospetti, e comunque però c'è un muro. A me divertirebbe molto confrontarmi con un movimento femminista, ma io, cioè, croce sopra a Giardina. Quindi noi non siamo arrivati all'America, dove non puoi dire niente. In Italia abbiamo fatto la cosa nostra. In Italia ci sono i fascisti che lamentano il problema del politicamente corretto. I fascisti, quando il politicamente corretto avrebbe senso per un politico. Cioè, se tu sei un politico non devi dire certe cose, se tu sei un giornalista non devi dire certe cose, ma non per gli artisti, perché se tu mi metti questa cappa del politicamente corretto, io come comico è la prima cosa che dico. Quali sono le parole che non posso dire? Ma perché far parte del mio ruolo, che è un ruolo poco importante. Cioè, comunque la satira sta sempre dalla parte dei deboli, degli ultimi, sta dalla parte degli sfigati. La satira non può essere mai di destra, la satira. Invece, secondo me, con questo atteggiamento dove sembra che non ci sia un problema di politicamente corretto, perché io ho ricevuto proprio oggi un'intervista per iscritto di un giornalista di Parma e mi ha detto: ma non hai paura, parlando del politicamente corretto, ad essere associato a certe figure? Ma porca miseria, ma io trasudo il mio essere di sinistra, cioè per me veramente tu sei omosessuale, sei non sessuale, non me ne frega niente, cioè a 46 anni è una questione che ho già abbondantemente superato, e il divertimento è proprio l'idea, prendersela con tutti, perché io una volta, l'ho già detto Gesù, facevo una battuta su una ragazza con la sedia a rotelle, che seconda replica mi capita davanti a Bolzano, mi pare, e la cosa bella è che io ho tremato mentre ho detto sta cosa terribile, e lei alla fine ha detto: hai visto, però è stato bello perché mi hai fatto sentire come gli altri.
Cioè di base la satira è buona, rompe i coglioni solo a quelli che sono un po' là che cercano di dire no, non si può fare. Invece la sensazione è che ci sia un sottobosco diffuso di vabbè, evitiamo. Guarda, ti dico io, per la mia esperienza personale, questo evitare di parlare di argomenti, cioè di attaccare persone in generale ce l'ho sempre avuto, e anzi ci tengo a dire che qualora Fedez fosse in ascolto anche di Tintoria, può trovare sulla mia pagina YouTube in alto a destra c'è il link al mio PayPal, quindi Fedez, se sei in ascolto, 50 sub al cambio fanno 1.000 euro, non avere paura perché è stato un 2020 molto difficile. Comunque, questo secondo me è interessante anche perché, secondo te, è anche un po' questa assenza di attacco, chiamiamolo diretto, alle persone, Ma no, questa satira, la satira diretta, che secondo te è anche un po' una cosa generazionale? Faccio un attimo un paragone. La trap, che è un'emanazione del rap, per me è molto affascinante perché è, a mio avviso, la prima sottocultura che non è contro. La trap non è contro niente, non è contro il sistema, non è contro il potere, non è contro, no, soprattutto in Italia, non è contro i bianchi, perché insomma, fatta da bianchi contro i bianchi, è proprio rassegnata al potere, si consegna al capitalismo. Il concetto di trap è: prima ero povero, ora sono ricco grazie alla trap, e tu non mi puoi dire un cazzo proprio perché io sono ricco e noi viviamo in un mondo in cui conta solo quello. E questa rassegnazione, secondo te, è un po' generazionale? Quindi comunque sia, tu hai 46 anni, tu hai ancora invece quella cosa di contro, cioè nel senso di quello è un coglione. Adesso ho molto semplificato, però era per far capire il concetto. Quindi secondo te è un po', anche semplicemente un gap generazionale? guarda, nel senso, perché io vengo da una generazione, voi fate parte di un'altra generazione, io ho il 90% del pubblico che viene a vedere che ha 20 anni. Quindi per assurdo le nuove generazioni dei ventenni che sono nati sul web sono molto più, diciamo, schiavizzati dagli smartphone, ma inizia a nascere un pensiero ostile agli smartphone, ostile alla cultura della popolarità, molto diffuso fra i ventenni. Quindi io credo che sia un po', ogni generazione porta con sé qualcosa, la storia è fatta di corsi e di ricorsi, e quindi sicuramente voi che siete trentenni, Sì. cioè, voi banalizzando, secondo me voi siete la generazione della nostalgia. Io vedo comunque in ogni persona di 30 anni un rimpianto per anni che manco nemmeno ha vissuto, cioè già mi faceva ridere rimpiangere gli anni 80, adesso gli anni 90 vengono rimpianti, e secondo me è normale che sia così. Fra i ventenni e i diciottenni, faccio un esempio, mi hanno chiamato i ragazzi di un liceo di Messina un mesetto fa a fare un incontro su Sesto Potere con loro. È stata una cosa molto noiosa, cioè nel senso ho parlato per un'ora e un quarto, c'erano 110 persone all'inizio, 110 persone dopo un'ora e un quarto che parlavo. Tendenzialmente se avessi avuto un uditorio di trentenni, secondo me dopo 10 minuti mi avrebbe detto: ah, che vuole sto boomer, perché a 20 anni non ti danno del boomer, a 30 sì. Sì, Cioè, è vero. per assurdo. Poi avevi detto anche un'altra cosa sulla trap che mi sono perso. La trap che è rassegnata al capitalismo e non è contro, ed è tipo l'unica cosa che conta è fare i soldi. Io faccio i soldi con la trap e quindi non mi puoi dire un cazzo perché se ho fatto i soldi sono nel giusto. Cioè, è Amazon. Sì, E no, poi volevo dire sulla cosa, perché tu hai detto semplificando è andare contro. Io volevo difendere un po' il mio lavoro in generale, un po' la satira. Faccio un esempio, mi è arrivata una domanda di questo giornalista, quello che prima aveva detto non hai paura di essere associato ai fascisti. Poi a un certo punto io alla fine di un monologo dico in Italia si preoccupa troppo di chi ha ragione e poco di chi soffre, che è una frase al termine di un ragionamento, e lui mi ha detto: quindi tu stai dicendo che i carnefici vanno capiti. Allora, questo ragazzo, poverino, perché la satira è problematizzare cose. Vi dico come nasce questo monologo. Io ho avuto modo di leggere un libro molto bello, si chiama Il libro dell'incontro, ispirato a una teoria, a un tentativo di giustizia riparativa che si è creato in Sudafrica dopo l'apartheid. In soldoni, dopo l'apartheid, per evitare che, una volta che era stato deposto il regime,
nascesse una guerra civile dove i neri, anche ragione, andavano a ammazzare tutti i bianchi, hanno ipotizzato questo tentativo non di togliere le responsabilità, ma di far comunicare le persone, di mettere neri e bianchi a parlare per cercare di provare ad andare avanti. Da questo esperimento è nato questo esperimento italiano che non so se è terminato, insomma per 10 anni hanno messo allo stesso tavolo terroristi di destra, terroristi di sinistra, vittime della strategia della tensione, si parla degli anni 70, e è un libro bellissimo perché racconta poi di, mi pare, la Balzerani con la figlia di Moro che si abbracciano, cioè quindi un abbraccio fra quella persona che avrebbe ucciso tuo padre, e da quello allora io ho iniziato a dire ma forse la sinistra in questi anni ha spinto troppo sul ruolo delle vittime. Da questo concetto è nato poi un monologo dove io comunque con gli strumenti dell'iperbole e dell'eccesso arrivo a dire cose terribili, cioè arrivo a prendermela con Ilaria Cucchi e andare a dire che Giusva Fioravanti soffre più del presidente dell'Associazione delle Vittime della strage di Bologna, che è il modo della satira. Però che succede? Che se uno la guarda con superficialità, se uno sta sempre, ma quella battuta è fatta così, la tecnica, la battuta, è come se si perdesse poi, secondo me, la cosa bella è pure il monologo, la costruzione, quello che c'è dietro. Per quello dico che ormai il pubblico stesso, secondo me, over 25, fa proprio fatica a seguire la satira, perché diventa tutto vabbè, ma fammi capire che stai a dire. Ma che mi frega, ma no, deve essere allora tu che sei politicamente corretto, sei fascista. Cioè, io ricevo delle accuse di sessismo. Cioè, in contumelie, io facevo un esempio e dicevo che vogliamo diventare stupidi come le donne per prendermi questa gelata del pubblico. Vogliamo diventare stupidi come le donne che passano tutta la vita a dieta. Vogliamo diventare stupidi come le donne che se non ricevono un complimento si deprimono. E prendevo tutti gli stereotipi di un certo modo di essere donna che secondo me avrebbe dovuto convincere qualsiasi donna emancipata del 2020 a dire ok, forse non c'è bisogno che tutti i giorni io devo essere perfetta. Quindi era un monologo assolutamente dalla parte delle donne e io per quel monologo vengo messo in croce da non so quanti anni, quindi quel sessista di Giardina. Cioè, ormai veramente è tutto talmente semplificato che la gente veramente non capisce più un cazzo. Cioè, perché se no, allora uno dovrebbe dire, ok, io vado a dire, guarda, siamo vicini alle persone omosessuali, che è la cosa che io penso nella vita, però detto su un palco risulterebbe terribilmente retorico. E oggi quella finta satira che viene spacciata come tale è assolutamente retorica e rassicurante, mentre la satira deve essere di oh, che cacchio succede? È come una sedia che scotta la satira. Invece ma ti posso fare una domanda? Cioè, visto che appunto parlavi anche del fatto che tu parli molto spesso delle donne, però sei ostracizzato dalle femministe, ma non è che forse c'è un problema di comunicazione? Cioè, ti sei chiesto perché? La domanda che volevo fare anch'io. Come ti poni nei confronti? Cioè, tu fai un monologo e l'intento di quel monologo è come in questo caso, è pro, cioè sottolinea degli stereotipi stupidi del mondo femminile, però può non essere capito. E grazie a Dio. Come ci si pone? Cioè, appunto, tu fai uno spettacolo su YouTube, lo vedono 500.000 di persone, di questo 500.000 di persone, alcuni non lo capiscono, quindi non fa parte anche del lavoro una percentuale di quel 500.000 di persone che non lo capisce e ti dice che cazzo stai a dire? Sì, fa parte del gioco, però il problema è che quando la satira ha sempre avuto con sé un carico di snobismo, perché non è per tutti. Quindi tante persone che non hanno proprio avuto gli strumenti culturali, è chiaro che non mi aspetto nemmeno che la capiscano, però il problema quando è che arriva? Quando la parte buona, diciamo, dell'Italia, la parte che ha studiato, la parte che si impegna, non la capisce. Allora lì ci rimango male. Ma ci rimango male non perché a me che mi cambia, è perché come il mio è un tentativo di dialogo, di dibattito nei confronti di un mondo che è molto sordo. Io non posso disintegrare tutto, me stesso in primis, tutte le credenze delle persone, le cose, e il femminismo no. Cioè io utilizzo il mio codice, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, io parlo veramente a tutti come se fossero amici al bar. E quindi che tu sia religioso, che tu sia omosessuale, che tu abbia qualsiasi forma di disabilità, è il gioco che fa parte, ecco, del mio modo di fare satira.
E quindi il fatto di essere frainteso, la satira gioca sempre lì sul confine, perché se io ti dico una cosa dritta, allora diventa che faccio attivismo. Questa è un'altra cosa. C'è bisogno di attivismo sicuramente per i diritti omosessuali, per i diritti delle donne, sì, ma io quando vedo una donna che sale sul palco a farmi una tirata che avrebbe senso come comizio, per me come comico non vale niente. Non perché io sia contrario alle idee che porta avanti, perché diamolo per scontato, siamo tutti uguali, specialmente se sali su un palco e non pensi sta cosa, veramente non ci dovresti salire sul palco. Ma che bisogno c'è? Che cosa aggiungi al dibattito andando lì e dire però voi dovreste fare quello e quello? Ti sei un prete, un predicatore? No, ma io su questo sono d'accordissimo, cioè è meglio fare una cosa che sia anche un po' più laterale, diciamo, piuttosto che andare dritti, perché sennò cioè, è un comizio effettivamente. Parlare. Però il fatto è che se tu mi dici che hai questa risposta dalle persone a cui tu forse vuoi arrivare, immagino. Cioè, forse c'è un qualcosa che non, cioè, non voglio metterti, cioè, non voglio mettere in dubbio il modo in cui fai le cose, però forse è proprio nella modalità, perché tu comunque provochi molto e magari non si capisce dov'è il confine tra quello che pensi e la provocazione, quindi forse può essere quello che non risulta anche nel gioco satirico chiaro, potrebbe essere. Sì, ma diciamo che io mi impegno per essere frainteso. Io metto cose false. Faccio un esempio, lo ha già detto Gesù. A un certo punto stavo facendo il monologo sui social in cui c'ho un amico all'ordine degli psicologi del Lazio, ci siamo confrontati tanto su quello e per un periodo mi ha detto, dice, guarda, stanno decidendo se togliere o meno al DSM il disturbo narcisistico della personalità. Perché con la diffusione social è una cosa molto dibattuta. Alla fine l'hanno tenuto. Quando io sono trovato sul palco, io non vedevo l'ora di dire una cosa falsa, ossia che l'avessero tolto, perché già mi immaginavo tutti quelli che sono assolutamente vittime di questo disturbo che sarebbero venuti là sotto a dire non è vero, Giardina sei un coglione, fake news, così. Però è come se io dovessi spiegarmi meglio, mi perderei tutta la creatività del mio lavoro. Cioè comunque sto schiando il 10° spettacolo in 1 ora e mezza, io mi devo ancora divertire. A me l'idea che possa ancora trovare qualcosa e dice cavolo, non me l'aspettavo, per me la ricerca e l'originalità è molto importante. E quindi il fatto di non... Io sono pieno di ragazze di 20 anni che mi vengono a vedere. Sono pieno di ragazze femministe. Il discorso è sempre i vertici di tutti questi vari movimenti che sono molto arroccati nella loro posizione. E tendenzialmente tu mi dici, ma non è che rischi di essere frainteso, nel momento che tu dici su un palco che vogliamo diventare stupidi come le donne, è come se tu dicessi la fede è una merda. Dopo che hai detto la fede è una merda, un religioso tira un muro. Allo stesso modo, determinati movimenti femministi che stanno prendendo sempre più piede, muro, tu non puoi parlare. Appunto, se io dovessi parlare a un gruppo di cattolici in favore del cattolicesimo, forse, cioè, non direi la fede è una merda, o comunque se lo dovessi dire, lo direi in modo tale che si capisca che io sto magari interpretando una persona da non prendere a esempio, non lo so. Però, quindi si crea forse così il... Sì, ma il discorso è che la satira, secondo me, deve per natura essere fraintendibile, ma soprattutto vive contro le fedi, perché nel momento che l'ideologia è sempre stata nemica della satira, cioè, quindi la fede, se esiste un movimento, cioè tutti, almeno meglio, io sono profondamente, anche per proprio un vissuto personale, a favore del fatto che uomini e donne abbiano gli stessi diritti, ma se inizio a percepire che c'è un discorso di fede dietro al portare avanti una battaglia giusta, cioè se tu apri il Vangelo, alza una pietra, no forse quello è un Vangelo apocrifo, però magari sai, alza una pietra e mi ritroverai, spezza un ramoscello e io ci sarò, Dio è dentro di te e tutto intorno a te. Ma chi gli può dire niente a questa frase? Solo che utilizzando quella frase poi, ma quanta gente ha ucciso alla religione? Quindi io non metto assolutamente in dubbio le sacrosante battaglie femministe, che probabilmente dovrebbero essere ancora di più, ancora più profonde. Io quello che metto in discussione è questo scollarsi da un dialogo. In Formiche faccio tutto un monologo proprio su questo, sulla la violenza maschile, e l'idea è che dal momento che ci sono uomini che alzano le mani
non tutti gli uomini alzano le mani. Già se si cercasse di fare comunella tra gli uomini che non alzano le mani e le donne che prendono le botte, le donne che prendono le botte, a quel punto diventerebbe che sarebbe una minoranza di uomini che sarebbe combattuta da uomini e donne. Se invece diventa il classico articolo della Murgia, tu sei nato uomo, quindi è come se fossi figlio di un mafioso, devi solo chiedere scusa. La maggior parte delle persone che fanno scelte anche per interesse personale dicono: ma chi vi si fila? E quindi la battaglia femminista viene rallentata da questo approccio criminalizzante nei confronti di tutti gli uomini. Perché io, ripeto, forse era 15 anni fa che facevo un discorso, un monologo dove dicevo se tu sali su un palco e dici le donne sono più sensibili e più intelligenti e gli uomini li prendi in applauso, se lo dici gli uomini sono più intelligenti e le donne li prendi a residenza a Predappio. Ma era 15 anni fa, però la china è sempre quella. In realtà, se tu sostituissi a uomo il termine nero, il termine omosessuale, sarebbe una frase violenta. Il che non vuole essere lavarsi la coscienza rispetto a tutte le responsabilità degli uomini. Però allora a me divertirebbe pure confrontarmi. Io sono nato in un contesto veramente maschilista. Io sono fiero di essere diventato la persona che sono diventato perché ho dovuto lottare. Perché a casa mia cucinava mia madre, apparecchiava mia madre, stirava mia madre o mia sorella. Io sono nato in un mondo, quindi io penso di essere pure una persona che si è fatto il culo per cercare di essere aperto al mondo. Non è che voglio sentirmi dire bravo, però perché criminalizzare un'intera categoria? Anche perché così poi gli uomini di merda ci sguazzano in questo tanto siamo tutti uguali. Tanto tutti gli uomini sono così. Però, no, senza però. Questo, secondo me, abbiamo toccato un'altra cosa interessante, che è che forse è un po' inevitabile, però, che ci sia adesso questo arroccamento sulle proprie posizioni, perché come dicevi tu prima, viviamo in un mondo polarizzato e le discussioni avvengono su internet e quindi sui social, e i social sono il trionfo della polarizzazione. Quindi mi sa che un po' dobbiamo litigarci quanto ci pare, però andare a fare a testate col fatto che cioè sono le posizioni polarizzate quelle che richiamano più attenzione, e visto che viviamo in una dittatura dei click, se posso usare questa frase da vomitare, eh, si creano per forza dei gruppi, e come dicevi tu prima, ci sono delle donne che ti vengono a vedere, ci sono le ragazze che ti vengono a vedere, ci sono delle femministe che ti vengono a vedere e ci sono delle femministe che hanno una voce sui social che ti odiano. La voce sui social ce l'avranno sempre quelle che ti odiano o quelle che odiano me per una battuta su Pinco Pallino, cioè nel senso poi la voce che poi è sui social è sempre quella forte, quella contro, quella polarizzata, credo. E questa cosa, cioè, non è sempre, in questo momento storico è così. Beh, io però due cose direi a questo proposito. Uno, che nel momento che la satira è osteggiata da chi porta avanti battaglie civili importanti, non è un bel momento storico. Perché, ripeto, la satira può essere fraintendibile, ma sta sempre dalla parte, tra virgolette, dei buoni. Sta sempre dalla parte di un mondo più libero, di un mondo più tollerante, di un mondo lontano dalle fedi. E quindi questo, secondo me, è un campanello d'allarme di qualcosa di brutto. Cioè noi siamo passati dalla gente che dice io mi farei ammazzare pur di vedere una vignetta che non mi piace, siamo arrivati al punto che a distanza di pochi anni tu mi dici rassegnati, sarà così. E aggiungerei un'altra cosa, il mondo dei social è nato 10 anni fa, quindi siamo sicuri che ci dobbiamo rassegnare? Cioè, nel momento in cui, ne parlavamo prima off the record, come si dice, nel momento in cui una piattaforma privata arriva ad essere costretta a chiudere gli account al Presidente degli Stati Uniti, nasce un dibattito. Ho visto i post di Saviano, ma è giusto, non è giusto, la libertà di espressione, ma anche qua si va sempre a un livello, secondo me, molto più superficiale, perché tu hai chiuso gli account di Trump, ma attraverso i social i fan di Trump hanno costruito e consolidato il loro odio. Allora dico, ma forse non sarebbe il caso di tirare un po' il freno a mano e iniziare a dire, ma che sono i social? Cioè, che meccanismo sfruttano? Cioè, ogni giorno esce un trend, ogni giorno c'è una notizia, su quella notizia si buttano tutti, si buttano gli autori satirici, i giornalisti, le persone semplici. Questo atteggiamento dell'eterno presente, dove quello che è successo ieri non conta e quello che sarà domani chi se ne frega,
Io credo profondamente che renda le persone più stupide, tutte. Cioè tu non è che, perché c'è un luogo comune, cioè se segui Trump siamo tutti d'accordo che per me sei un povero imbecille, ma se segui, che ne so, Roberto Saviano, sei una persona comunque migliore. Io credo, e ripeto, poi è una voce inascoltata da anni, però adesso parte Social Dilemma, vedrai come secondo me si inizierà a parlare di social, pure i comici faranno tutti i pezzi di social da adesso in poi, ma io credo che il meccanismo sotteso ai social sia che se tu diventi fan di una persona, diventi più stupido, a prescindere di chi sia quella persona. Anche perché poi tutte le persone che sono popolari sui social sono molto consapevoli di come si ottiene il consenso. Roberto Saviano, che è una persona alla quale umanamente voglio bene, cioè uno che si è rovinato la vita per denunciare la camorra, quando mette i selfie in riva al mare dicendo io non lo posso fare più, lui sta di fatto manipolando il suo pubblico, perché ormai Saviano non viene più letto come scrittore, ma lui viene letto come icona del ragazzo che è stato condannato a morte dalla mafia, e in ogni singolo settore ci sta un vertice, diciamo il più popolare, che utilizza un racconto quotidiano attraverso post incessanti, attraverso Instagram Stories della sua vita, che genera questo culto della personalità che rende più stupidi tutti i follower. Quindi, per dire, secondo me la soluzione alla censura di Trump ci sarà quando, secondo me, un po' di intellettuali, sociologi, psicologi inizieranno a raccontare, ragazzi, fanno male i social, fanno male, è un fenomeno che è esploso in un tempo talmente tanto breve che io dico, ma perché rassegnarsi? Anche in questo io, finiti gli spettacoli, mi trovo questi diciottenni che sono ben contenti di parlarne. Però secondo me sarà la loro generazione, proprio quella che viene considerata dei più stupidi, dei più imbecilli, della trap, che stanno tutto il giorno su TikTok. Secondo me da lì arriverà un qualcosa di diverso. Perché oggi chi ne deve parlare i social? Mentana? Mentana è, insomma, è un ottimo giornalista, uno che si è fatto 40 anni di professione, il più giovane direttore di un giornale, ma sui social è un analfabeta funzionale. Cioè è uno di 60 anni che prende per il culo la gente, che blasta la gente, che è un comportamento fascista. Solo che oggi se blasti le persone risulti fico. E quindi che succede? Le persone che seguono Mentana sono 100 volte meglio degli antivaccinisti, ma interiorizzano quel comportamento della gliel'ha detto e gliel'ha cantato, che rende le persone sempre più arroganti e sempre più stupide. Poi sa un po' che non lo fa più, cioè mi sembra, non blasta più Beh, così, no, o lo fa. un po' di meno. Non Ma lo so. guarda, Ok. ho preso Mentana, Non seguo Chicco Mentana, ma lo salutiamo. posso dire l'ultima cosa? Prendi Certo. Burioni, no? Cioè, perché uno non problematizza mai niente? Ma qual è il senso di avere 800.000 follower, 600.000 per un medico? Ma i follower ce li devono avere, ecco, gli artisti, i calciatori, cioè gente che ma perché un medico? Perché quel medico non porta avanti solo le posizioni contro gli antivaccinisti, che sono sacrosante, non fa solo informazione, lui propone una metodologia di comunicazione con gli altri che è fascista. Perché se tu tratti male gli stupidi, è come quando noi siamo tutti d'accordo sul fatto che non puoi fare battute su una categoria discriminata perché sennò è lorda contro la povera vittima, ma di fatto contro le persone che non capiscono un cazzo e che pensano che il vaccino causi l'autismo. Noi come società social, che atteggiamento stiamo avendo? Ma guarda, analfabeta funzionale, sei un cretino. Cioè, così quelle persone si sentiranno sempre più emarginate, e secondo me anche da quello proliferano poi gli svitati che fanno gli assalti con le corna al Campidoglio. Tra l'altro, grandissimo momento di televisione mondiale. Incredibile. No, ma io sono tornato colpo di stato in America, ho aperto Facebook, ho detto che cazzo succede? Però un grande momento. Sì, io ho solamente un dubbio sulla prima parte del discorso che facevi sulla ostracizzazione, cioè dei gruppi che ostracizzano la satira. Cioè io questa cosa in realtà non ho molto la percezione. Cioè, secondo me forse è quello che o che viene detto è considerato satira, oppure come viene portata avanti, forse ho capita eventualmente questa satira, però non mi sembra che ci sia tutta questa ostracizzazione per delle posizioni satiriche che non c'era prima ai tempi di Gesù e Charlie. io ti chiederei, mi fai un esempio di qualche autore satirico?
Quello forse potrebbe essere un problema, cioè che magari, cioè, a parte chi fa stand-up magari non c'è più un punto di riferimento. No, ma io ti dico, anche nei confronti di chi fa stand-up, cioè nel senso, secondo te, ovviamente leva a me così, dimmi 2 o 3 autori satirici che tu reputi buoni autori satirici. Ma tu dici nell'ambito anche nostro, di stand-up. Ma io penso che, Assolutamente, guarda, io assolutamente. intesa proprio alla larga, chiunque fa stand-up, ma un po' bene o male ce la mette, cioè un qualcosa ci rientra, sia che sia consapevole o meno, sia che sia più orientato a fare una cosa di tipo satirico o anche più di tipo, non so quale può essere l'opposto, anche se però non c'è quello, c'è comunque una sorta di critica sociale su questo o quello che può rientrare nel concetto di satira, secondo me. Cioè anche quello che faccio io per dire, sì, cioè, ma in generale, ma anche quello che fa Daniele, magari non direi che fa satira sulla politica, però magari racconta dal suo punto di vista, ma parliamo di noi che siamo qui, quelli che sono i suoi, anche, cioè, in realtà è molto simile a quello che fai tu, cioè tutti noi siamo nati in un contesto maschilista, per dire, o comunque patriarcale, come la vuoi mettere, ci troviamo in un mondo che è cambiato e quindi viviamo questo conflitto e ne parliamo. Questa secondo me è un modo di fare satira. Però vabbè, qua rientrano poi delle convinzioni personali, cioè perché di fatto così diventa tutto satira. È quello che ti dicevo prima, cioè che oggi ho premesso che non è che se uno fa satira ha un valore, se uno fa comicità ne ha un Sì, sì, sì. altro. Cioè, non è un giudizio, però è come dire, ok, che ne so, i Beatles sono stati pop, ma non facevano jazz. Cioè, probabilmente i Beatles sono stati 100 volte più bravi di tutti i Sì, jazzisti, sì, quindi no. non è, però anche questo fatto che è tutto uguale, io Quindi, personalmente non sono tanto convinto, cioè solo quello. quindi qual è per te il discrimine allora tra fare satira e non farla? Fare satira è fare critica scomoda. E la satira non è mai una cosa, cioè se tu sei oggetto di un monologo satirico, cioè nel senso che qualcuno, tu o un'idea che tu pensi, tendenzialmente ti dà fastidio, non ti fai la risata rassicurante. Se tu mi fai un pezzo in cui dici, oh, guarda quanto siamo stupidi quando ci ubriachiamo la sera e finiamo a dire alle ragazze, ok, io che mi ubriaco dirò, sì, figo. Ecco, io ho come la sensazione che un pezzo così oggi viene definito satira, mentre la satira è sempre stata una cosa schifata, osteggiata, che ci ha avuto poco spazio, ma aveva, diciamo, una sua dignità. Oggi, secondo me, non c'è più. Però, scusa, io faccio un pezzo di satira sulla religione. Tutti noi ridiamo, siamo rassicurati perché non crediamo nella religione, però è satira quella. Sì, no, nel senso, Cioè, il, non è che deve toccare te, può toccare qualcuno che non sei tu. certo, però è la satira tendenzialmente, proprio per evitare di essere retorica, sfugge un po' al consenso. Per quello voi mi avete detto, ma tu forse ti esprimi male, forse potresti essere frainteso. Perché per me, che ripeto, la faccio da tutta la vita, è comunque una cosa centrale, perché la gente che ormai sono fan, sono tanti, mi vengono a vedere e quando gli dico Ilaria Cucchi, poi c'è sempre il no. Cioè, per me quella è la vittoria rispetto al mio essere autore satirico, che non gli vado a dire la cosa che loro si aspettano. Cioè, io quando leggo lo Sgargabonzi e leggo la pagina Facebook, ma è una noia mortale, perché tu ogni post che già lo sai, cioè, letto uno, poi io ho visto un suo live dove leggeva i racconti, alcuni bellissimi, quindi proprio ho preso uno bravo proprio perché non voglio fomentare in alcun Sì, modo. sì. Però vedi, la sua pagina Facebook mi leva l'anima dopo un po', perché è sempre la stessa cosa, è come se ci fosse un meccanismo che ripetuto all'infinito, poi ci metti quello, ci metti quell'altro, parli delle donne così e diventa il già sentito. Ma anche per quello poi non si può fare satira sul web, perché uno ci deve avere pure il tempo di elaborarla, cioè il tempo di Ti capire. posso fare una provocazione? Ma per carità, Non è la stessa cosa, però, nel modo in cui è strutturato anche il tuo ultimo spettacolo, nel senso che sono tutte provocazioni su un argomento che è controverso, come appunto Ilaria Cucchi, le donne
che so sceme, è tutto una provocazione e poi cioè, ci fai il monologo, però Beh, no, è così. aspetta. Allora, io parto dai concetti, poi condivisibile o meno. Cioè, secondo me il problema degli uomini violenti è un problema, quindi non parto per dire che le donne sono stupide. Secondo me... Prima ancora di fare quel pezzo, tu parti con prima gli omosessuali, se non ricordo male, Sì, no, che il dici, discorso... Allora, cioè il meccanismo della tecnica, diciamo, la provocazione, dire è facile essere omosessuale, oppure perché sono dei vigliacchi, perché è facile trovarsi con quelli dello stesso sesso. sì, Poi no, come... vabbè, aspetta, comunque... Sì, piuttosto senza doloroso. spoilerare, No, esatto. no, spoiler pure, Vai. no, è doloroso, cioè, nel senso che l'idea è se ogni singola categoria rivendica il diritto di lottare per ogni singola categoria, ci sarà sempre una gara a chi sta peggio, e probabilmente una donna nera e nana in questo momento storico non vive bene, nonostante siano 1000 categorie che cagano il cazzo. Cioè, per assurdo, se vai a leggere in controluce i miei monologhi, c'è più un prete laico che un provocatore a caso, solo che sono sufficientemente stratificati che purtroppo alla fine è sempre allora, prendi omosessuale, prendi là. E poi soprattutto è quello che penso. Cioè, io ho fatto l'esempio prima del monologo su Ilaria Cucchi, nasce la lettura di un libro, un'esperienza di vita che ho fatto, perché poi, come tutte le persone che salgono sul palco, cercano di trasmettere qualcosa. Io trasmetto quello che penso, il mio vissuto. E anche il discorso della tecnica, cioè, voi siete pure la generazione, secondo me, rovinata da Luttazzi. Cioè, Luttazzi ha messo Che nelle vostre... salutiamo, io spero di averlo prima o poi nel podcast. Ah, quanto mi piacerebbe litigarci con Magari. Luttazzi. Guarda, qua io prima o poi, io non ho mai visto neanche un minuto di un suo programma, quindi sono perfetto. Ah, vabbè. No, io invece l'ho visti, l'ho apprezzato pure tanto, però poi crescendo, cioè Luttazzi ha detto una cosa che tutti i comici italiani comunque hanno preso come il Vangelo, che la comicità è tecnica. Perché? Lui con le sue semplificazioni grandiose dice perché se tu, giornalista, riporti una battuta di un comico, basta che cambi una parola, non fa ridere. E quindi a quel punto tutto il mondo della comicità, della satira, hanno detto la comicità è tecnica. Basterebbe dire, ma vi siete mai resi conto che quando avevate 15, 16, 17 anni avevate delle persone, amici vostri, che facevano ridere? Cioè, la tecnica è una percentuale infinitesimale della comicità. Cioè, è comunicazione, come tutte le forme d'arte. Cioè, Stefano Rapone fa ridere perché forse è il migliore autore di battute che abbiamo in Italia, ma anche per la delivery, per il modo di fare. Cioè, e anzi, se mi posso permettere una piccola cazziata, so sempre l'antipatico Filippo Giardino. Cioè, io quando vedo, a mio avviso, il migliore autore di one-liner, chiamale come cazzo vi pare, comunque brevi routine, in Italia, chiedere al pubblico, ma voi state insieme, tu come ti chiami? Io soffro, perché tu ti sei abbassato a un livello, tira sul pubblico. Cioè, quello vale poco. L'improvvisazione col pubblico è una cosa, cioè una volta che c'è un po' di sicurezza sul palco, nemmeno sono importanti le controbattute, fai ridere sul tempo. E a me dispiace molto vedere il miglior autore di battute che si deve mettere lì, tu come ti chiami? Cioè, perché per assurdo, portati su il pubblico nel tuo alto del fare le battute. Non ti In che abbassare. senso? E nel senso, cioè, tu ti sei scelto una cazzo di carriera difficilissima, perché poi non è che Steven Wright, che non so, ma secondo me da subito andava forte. Beh, comunque ha scelto un suo genere molto complesso, sia proprio elaborato, cioè non so quanto ci metti a scrivere uno spettacolo, mi immagino tantissimo. Io mi ricordo, ci credo. Io una volta feci un pezzo one-liner di 4 minuti che avevo scritto, mi pare, di 54 battute, ci ho messo 4 mesi, fino a dire poi no, non lo so fare, non mi interessa, avevo provato a sperimentare. Però l'idea è che l'improvvisazione col pubblico è comunque, e lo sai pure tu, perché io sono certo. Guarda, io ti dico, io mi diverto di più, ma per me in realtà è il contrario, nel senso che io ho cominciato scrivendo solo battute e mai mi sarei immaginato di potermi lasciare andare, quindi per me questa è una conquista, capito? Cioè è una cosa che mai mi sarei aspettato di poter fare, quindi mi diverte e poi ovviamente non riuscendo a scrivere tanto non posso mettere allo spettacolo o pezzi di spettacolo online, quindi mi conviene anche mettere, per creare un po' di movimento, un po' di pubblico, quelle parti là che comunque per me sono un esercizio anche
cioè personale, di sfida con me stesso, perché appunto per me è una cosa che faccio da poco, è una cosa nuova, quindi io la vivo così, non la vivo come una cosa facile, anzi è una cosa che non so mai come... Cioè, io forse ho fatto il percorso inverso da come, perché tu facevi anche, mi pare, i villaggi, se non sbaglio. Sì. Quindi tu magari hai cominciato forse con l'intrattenimento di questo tipo e poi sei passato, se non ricordo male, ai monologhi, no? Sì, ma nel senso, io quando cominciavo a fare il comico facevo prima un trio di cabaret, io ho iniziato veramente 26 anni fa, poi a un certo punto ho iniziato a scrivere e no, ma c'è tutta una parte di, diciamo, stare più tranquillo sul palco, avere la possibilità di fare una battuta che, ma guarda, perché sennò Alessandro Ciacci è forse la persona che più mi ha entusiasmato a me negli ultimi anni vedere, perché è proprio il comico che ti porta a casa sua. Cioè Alessandro Ciacci non so se è paragonabile a qualcuno, perché che cavolo ne so, cioè è il suo mondo. Dalla prima volta che l'ho visto sul palco ho detto questo è un cavolo di comico. Lui che comunque ha, cioè quando tu sei un comico definito, per assurdo è un po' più difficile arrivare. E allora che succede? Lui è una persona coltissima, brillantissima, battuta pronta. Io gli ho visto fare, ma ha fatto tante aperture, sempre improvvisazioni col pubblico. Il problema dell'improvvisazione qual è? È che poi quando registri uno spettacolo non ci fai niente. Certo. Cioè, e quindi anche proprio a livello di carriera è un peccato. Cioè, quindi io poi non lo so, è un po' di tempo che non vedo più Alessandro Ciacci, però lui aveva questo talento incredibile che avrebbe potuto fare 2 ore sul palco, secondo me, con 5 minuti scritti, che però poi alla fine non ti chiameranno mai a fare improvvisazione in televisione, non ti si compreranno mai uno spettacolo di improvvisazione e dico pure viva Dio, perché improvvisazione comunque si basa su un concetto, guarda quanto sono intelligente che ti faccio ridere senza aver preparato niente, ma si basa poi su tecniche anche abbastanza semplici, anche abbastanza, cioè, perché poi non è che, vabbè, il mio odio dell'improvvisazione, scusate, questo è Vabbè, magari no, però ha cioè, trascimato l'odio per l'improvvisazione. Però, sì, sì. non è però che una cosa esclude l'altra, nel senso, cioè, quella è una skill che c'hai in più e ti salva la vita in tantissime situazioni anche live in cui c'è il tuo spettacolo, il tuo monologo. È una cosa che, cioè, che ogni comico dovrebbe avere, secondo me. Poi, Ma ti ovviamente, non posso ci fai dire lo che spettacolo. dopo che un po' che sali sul palco, veramente, cioè, perché l'improvvisazione è il concetto della candid camera, è tutti contro uno. Cioè, quindi tu come ti chiami? Che lavoro fai? Se fa un lavoro, l'ingegnere, è arrivato lo scienziato, risata. Fai il postino, ammazza e vita e merda, risata. Cioè, qualsiasi cosa tu dici, se hai il ritmo, farà ridere. Per quello, diciamo, noi, perché tu sei arrogante quanto me, anche se fai finta di non esserlo, noi invece atteggiamo così, cioè, cerchiamo di sfidarci in alto, cioè di sorprenderci l'un con l'altro, dice guarda che cazzo si è inventato Daniele, si è inventato Stefano. Questo di fare il comico, però quelle sono cose che faccio durante lo spettacolo, mica faccio solo quello. Allora, non voleva essere un attacco, io ti ho detto che sei no, ma anche... Rapone il nuovo Ciacci, Rapone il nuovo Ciacci. No, nel senso, però non volevo farla diventare una questione così, era solo una battuta. sì, no, dico, sono cose che però vanno in parallelo, quello dicevo io, non è una cosa che si sostituisce al mestiere del comico. No, però il rischio qual è? È che vedrai che, secondo me, da quando hai iniziato, che rischi che magari se ridi... io ho letto un commento sul podcast di Luca Ravenna e Edoardo Ferrario, un commento che salutiamo, che diceva, ragazzi, ma io ho sentito dire che per fare un monologo ci vuole un anno, ma voi fate molto più ride così. Cioè, che è una... Quello è un podcast, però c'è una bella differenza. No. Sì, no, però per dire... Spero che la risposta sia stata quella, che a far ridere in un podcast ci può poco, e lo dico da podcaster. Beh, no, nel senso, io penso che il podcast di Luca Edoardo, ma solo per skill di quantità di voci, di dialetti, cioè non ci vuole poco. Però... No, non in quel senso, però è che è un'esperienza diversa, puoi ridere ad un podcast e ridere a uno spettacolo, e quello che ti lascia uno spettacolo è talmente diverso da quello che lascia un podcast. Tu dici, c'è gente che poi preferirà il podcast a andare a vedere uno spettacolo? Ma guarda, non lo so, io so sempre che comunque la comicità, che è diventata molto pop in qualsiasi momento storico, non è mai stata granché.
cioè non è che è rarissimo che una cosa particolarmente figa diventi mainstream, quindi io sempre da prete laico ho pensato che un po' il pubblico andasse anche un pochino educato con delle proposte, e l'improvvisazione è sempre stata un'ottima, cioè se vai a Torlupara a fare una serata in pizzeria è ovvio che vale tutto, perché ne devi uscire vivo, ma visto che comunque, per quanto sia, voi vivete realtà di comedy club, cosa che io per esempio non ho avuto, cioè quindi oggi è più semplice Guarda, avere ci gente siamo che fatti una t'ascolta. pizzeria a Siracusa quest'estate che te la raccomando proprio, una merda. Ma poi Ma sì e no, una, cioè, ma cioè no, so mica poche. una. No, ci siamo No, fatti, guarda, un cioè, po' di serate di merda ce le siamo fatte, meno che di quelle che si facevano una volta, siamo ben contenti di questo, però guarda, un po' di seratacce proprio infami ci sono toccate. Però io sì. sono ottimista che saranno sempre di meno, cioè nel senso ormai io veramente per tanti anni, io direi quasi 10 anni della mia vita, dovevo urlare più del pubblico, cioè era cambiato il mestiere, cioè a Roma, cioè la crisi del cabaret c'è stata quando hanno dovuto iniziare a insultare talmente tanto il pubblico che la gente si iniziava a cagare sotto, diceva vabbè, ma io in prima fila non mi ci metto, perché era talmente una giungla che quando facevo i laboratori cabaret era il clima da carcerati, cioè chi ce la faceva, oh, massimo rispetto, questo ne è uscito vivo, e quindi era diventato un altro lavoro. Comunque oggi c'è un pubblico giovane, poi chiaro, capiterà sempre la serata complicata, però insomma c'è ascolto, cioè si può far meglio oggi stand up. Sì, beh, sono contento che abbiamo parlato, ne avevo parlato anche nella puntata con Daniele Raco della la crisi del cabaret, e lui dice effettivamente quando io venivo da Genova a Roma, dovevo venire con le pistole, cioè nel senso Ah sì, pistole metaforiche, però era una giungla. e poi se posso dire un'altra cosa che è sempre stata una regola, da che mondo è mondo, da quando ho cominciato, è passata Roma tutta discesa. Cioè voi che comunque avete fatto gavetta a Roma, il pubblico, guarda, io direi Roma e Napoli, ma Napoli negli ultimi anni col senso di colpa ai Made in Sud è diventato un pubblico meraviglioso. Bello. Sì, pure secondo me Roma è più Roma è difficile, una piazza di perché i merda, romani cioè. sono un pubblico di merda, e lo dico cioè, con tutto il bene che voglio al nostro pubblico, e speriamo che tornino presto a tutta roba fresca quando si rifarà, però è il pubblico più difficile secondo me, perché proprio arrivano come a dire: "Io già che so' venuto qua t'ho fatto un Esatto. favore". Ma poi l'arroganza, cioè perché poi mentre il napoletano è mediamente più simpatico, quindi può capitarti che durante una serata uno t'asfalta perché ogni volta che apre bocca fa ridere. Il romano simpatico non esiste più, è solo arrogante ormai è diventato. E quindi è sempre quel pubblico che comunque, se vogliamo aprire un'altra cosa che secondo me è interessante pure in quanto categoria, si parla tanto di quanto sono bravi i comici americani e anglosassoni. Fare una serata all'estero è semplicissimo, cioè qualsiasi comico sale sul palco, c'ha il boato. Io che bene o male ho un mio pubblico, insomma, c'ho pure la mia storia, io comincio le serate con la gente che sta così, sempre. E Vabbè, comunque so, pure quello Filippo negli Zantina. special però tu dici, cioè quello è negli special so pompati apposta, pure il pubblico, cioè quando cioè quelli che vedi so fine del tour col comico famoso, è normale che so pompati, però se fai i club normali cioè non è così, cioè non dico che sia uguale a Roma, però ci sono situazioni anche complicate anche Dici se lì. vai a Omaha, Nebraska, ti fai una brutta serata di stand up? Sì, cioè, forse è più forse tipo Milano, non lo so, che sono più abituati magari a Secondo me uno sono abituati. spettacolo, però non è che è automaticamente che se tu vai lì tutti ti fanno le feste, No, no. però sono più abituati alla comicità. Cioè Sì, sì, sì. noi non ci abbiamo avuto, cioè la vostra generazione, cioè dal 2000 al 2020, cioè Boris, incensata da tutti, è una parodia. Cioè, quindi la serie comedy italiana più apprezzata e più stimata è una serie che all'estero sarebbe stata, vabbè, una delle 1000. Cioè, quindi loro ci hanno avuto le sitcom con le risate finte, cioè comunque il mondo anglosassone ha capito quando si deve ridere. Cioè, perché poi il famoso discorso di educare il pubblico, e qua gli abbiamo dato talmente tanta monnezza per anni che è chiaro che il pubblico italiano sta un po' più indietro. Tant'è vero che oggi, quando invece
ti vengono a vedere persone di 20 anni che sono cresciute con un respiro più internazionale, ti diverti molto di più e è un pubblico migliore. Io credo tra l'altro che gli inglesi ridano di più perché l'inglese proprio linguisticamente sia una lingua che funziona meglio, è molto più evocativa e con molti meno suoni evochi molte più cose. Il motivo anche per cui funziona la musica non è solo, secondo me, una questione culturale, è proprio che linguisticamente in italiano tu hai bisogno di più parole e più sillabe e più suoni per creare un concetto che in inglese crei con 4 suoni e quindi poi hai meno tempo per evocare più immagini e quindi meno tempo per far ridere, quindi secondo me anche linguisticamente l'inglese è più divertente. Poi Sì, sì. noi siamo bravi a far ridere in italiano, meno male, e gli italiani ridono e fanno ridere, però ecco, proprio da un punto di vista, se porti la performance al massimo, un tuo monologo in inglese, l'equivalente a un tuo monologo in inglese del tuo spettacolo in inglese dura, invece di 1 ora e un quarto, dura 40 minuti, e quindi in quei 40 minuti sono anche compresse tutte le risate, che in italiano proprio è inevitabile che duri di più perché le nostre parole sono più lunghe. Penso sia proprio una lingua meno divertente la nostra. Però c'è da dire poi qua, io per esempio cerco di lavorare sui concetti, quindi io ho fatto 2 o 3 volte in inglese e a me veramente non mi cambia niente. Perché è chiaro che se trovate che l'omosessualità sia una scelta da vigliacchi, io adesso non te lo saprei tradurre perfettamente in inglese, ma se me lo faccio tradurre ottiene l'esatto significato, cioè lo stesso effetto Sì, che però ottiene in italiano. Secondo me no. in 4 parole in meno. Cioè, Ma secondo capito? me, Per quello secondo me fa più ridere, perché poi alla fine c'è pure la risata, ma in 2 secondi in meno. posso dire questa, cioè che comunque con l'attenzione che c'è sul politicamente corretto nel mondo anglosassone, se alla parola omosessuali, Sì, quello secondo sì. me ti fanno Adesso loro c'hanno l'estremo quella deriva là opposto. che se tu sei etero, se dici omosessuale a Londra e sei etero, loro sono il muro di cui parlavi prima, loro proprio fanno out. Sì, però ti posso dire, io abituato a lottare veramente con la gente che mi vuole menare per tanti anni, io farei solo quello. Cioè io andrei proprio a cercarmi lo scontro, perché diciamo pure una cosa, cioè la comicità, la regola basica della comicità è guardati. Cioè prima di cominciare a fare il comico, guardati, quindi permettimi Daniele, spero non c'hai i capelli, quindi la prima cosa che vedrai è io ho la gobba sul naso, non lo so. Un omosessuale che parla ai omosessuali, una donna che parla ai donne, un nero che parla ai neri, vuol dire, raga, che ancora dovete cominciare a fare i comici. Cioè è proprio il grado zero della comicità, perché l'idea è poi andare un minimo a ricercare. Nel mondo ormai stiamo creando questa comicità che, ecco, ognuno parla, stai sulla sedia a rotelle, mi parli a gente sulla sedia a rotelle, che a me che sono comunque abbastanza, diciamo, tra l'appassionato e il conoscitore, difficilmente riderò, perché vabbè, ma che ci vuole? Cosa ti rischi? Se mi racconti, cioè, Nanette prese il premio come spettacolo dell'anno di stand-up, quella avrebbe dovuto suonare dei campanellini a tutti, ragazzi, ma cioè, io umanamente sono vicinissimo a una persona che gliene sono successe di tutti i colori, ma vai a fare l'attivista. Se c'è la parola comedy, mi serve qualcosa in più. Sì, Nanette non fa ridere, e è vero che non mi fa ridere, poi bisogna sempre dire non mi fa ridere. Nanette non mi ha fatto ridere neanche a me, ed è vero che almeno apparentemente la comicità nei posti anglosassoni stia diventando un po' a compartimenti stagni, cioè al di là dei maxi nomi che possono parlare di quello che gli pare, poi tu sei, se sei una categoria, devi fare la comicità per la tua categoria, tranne alcune rare eccezioni. Poi vedremo come evolverà ancora di più. Secondo me il problema è che se cioè, tu dici andare a cercare lo scontro, però una volta che trovi lo scontro, secondo me là veramente cioè, ti ostracizzano e non ti fanno più esibire. Cioè, è proprio Però, un certo... perché se no è come se ci fosse proprio la resa su tutto. Cioè, ma è sempre stato difficile dire certe cose. È sempre stato difficile, ma questo non è che ti deve far smettere di volerci provare. Cioè, perché comunque la comicità, pure questo, si dice la comicità in tutto il mondo è diversa, il sentimento. La comicità, due categorie di comicità. La comicità che parla di quello che vedi, che può dal surreale osservazionale, quindi se vai, ecco, in Corea al Pezzo Carlo fanno così, se vieni a Roma fanno... ma è la stessa comicità, è la comicità di critica. Quindi la comicità di critica può essere nata in Iran, può essere nata a Londra o in Italia, bene o male
deve essere quella. E diciamo che in Iran è più difficile. Certo, sicuramente, Sì. sicuramente, rischi di più, però non è che il comico, cioè che lì probabilmente c'è la dittatura, quindi il comico se c'ha il coraggio andrà a vivere in Francia e poi farà i pezzi da comico iraniano contro la dittatura, perché magari giustamente non è che deve morire. Però anche questa cosa, io vedo tanti giovani comici che salgono sul palco e continuo a essere più punk, io che ho 46 anni, e mi verrebbe da dire, ma raga, ma scassate tutto, ma che vi frega? Cioè, anche perché la televisione non paga più una lira, non c'ha una lira nessuno, stiamo arrivando a un momento di grandissima crisi, ma le grandi crisi portano un grande stimolo artistico. Invece vedo sempre persone molto più ordinate, parlo proprio fra i giovanissimi che mi è capitato quando vado a fare i workshop, che sono già proiettate al professionismo e non si divertono, non scassano, non mi danno dell'imbecille, non mi fanno sentire un rincoglionito, che ce n'è bisogno. Pensa, invece noi l'esperienza che ci è capitata quando si poteva ancora fare le cose era l'opposto, che vedevamo invece quelli che volevano fare i matti, diciamo, facendo delle battute su, che ne so, un morto del giorno, che ne so, quello disabile, eccetera, gratuite così, per far vedere che potevano fare questa roba, però Sì, ma perdonami, però io non è che dico, è chiaro che tutti fanno le battute sulla pedofilia, però sono molto ordinarie, cioè nel senso fanno tutti quelle, cioè non c'è la cosa di essere trasgressivo, è semplicemente io ho visto Jeselnik e allora ci sono tutti i cloni di Jeselnik esatto. che non lo sanno fare. Però guarda, sul black humor più originali, ma non è il black humor. No, appunto, no, però con la fissa che c'hanno un sacco di giovani del black humor, poi tipo sui casi di gente morta, gente ammazzata, fai un open mic, arriva quello e te fa hanno ammazzato questo e te dici ma che stai a fare una battuta sul morto? Perché pensano alcuni di essere Jeselnik e fanno la battuta su una persona ammazzata. In questo senso ci stanno un po' di persone che per fare i matti fine a se stessi poi dicono cose che a parte non fanno ridere poi di solito queste cose ed è una cosa fine a se stessa, cioè non è il punk di cui parli tu, è pensare di essere matto. Cioè, ma perché ancora non ho visto uno che si spoglia nudo su un palco a Open Mic, che comunque sarebbe una cosa rispetto a fare le battute sui morti, cioè perché poi il discorso è che bisogna pagare un prezzo se fai il comico, e specialmente all'inizio devi fare figure di merda, ma non per essere, cioè perché tutti vogliono essere dannati, però a 20 anni forse non è quello, cioè un ventenne che fa un pezzo contro quelli di 40 anni, ma sarebbe ossigeno. Invece vanno a fare battute sui morti, sulla pedofilia, che non me ne frega un cazzo. Io in quel senso dicevo andare un pochino a scardinare. Allora, siamo arrivati al momento delle domande dal pubblico, molto importante. Perché comunque io l'ho visto in Spagna, uno che si metteva nudo sul palco. Non voglio fare i nomi, ma anche un comico bolognese? Este? Non mi ricordo. Che si è tirato fuori il pene. Bolognese si Non mi ricordo chi era però. Adesso cioè magari non gli va di tirare fuori questa storia, quindi non faremo nomi. Però Daniele, scusa, 30 secondi te li rubo da spettatore di Tintoria, voglio rispondere alla domanda. La marijuana aiuta la creatività? Sì, assolutamente sì, ti dà quella marcia in più e va detto. Poi le paranoie, quindi io dico, se tu io pure so piene paranoie, faccio un'idea in merda. Lo so perché non te l'ho chiesto perché ne avevamo parlato già in quella antica puntata. Okay, però, ci tenevo. Però lo sapevo che questa era la tua posizione, poi ci sarei arrivato alla fine, però avevamo parlato proprio di questo, prima ancora che la domanda fosse creatività e canne, era ancora legalizzazione e finimmo a parlare del fatto che a te ti ha aiutato tantissimo cioè è una cosa, è un mezzo che è uno strumento che usi molto figurati. All'epoca poco, ma Carlin diceva io scrivo tutto il pezzo, tutto logico, poi mi faccio 2 tiri di erba e vrum. Questo c'aveva 70 anni lui quando lo diceva. Quindi, allora Stefano, legge le domande al pubblico, è arrivato Amazon, chiedo scusa a tutti, torno subito. Non ce l'ho io le domande. Fatemi domande sui commenti, perché c'era solo Tinti, quella lì di Instagram, e quindi le tenute Tinti. Mi ha lasciato lì senza cattiva luce perché ha paura del capito, ora non so come andare avanti. Quindi se avete domande per il signor Giardina, fatele.
facciamo pace sulla storia dell'improvvisazione, perché lo so che No, ma guarda, io, cioè, non è, anzi, è una cosa che no, come ti dicevo, per me è stata una conquista, quindi non è che mi crea problemi, una critica su quello, non è quello che faccio principalmente, quindi. Tu non la fai mai improvvisazione durante i tuoi spettacoli? Sì. Mi ricordo che facevi Corrado a un certo punto, l'imitazione. Ah, no. Oddio, Corrado non me lo ricordo, può darsi. Cioè, sì. Le pessime imitazioni, sì. Io Sì, sempre... mi ricordo una tua imitazione di Corrado che boh, non mi ricordo che contesto era. Vabbè. E allora, No, se no ce le ho, gli ho te le hai? detto, Non scrivono niente. gli ho detto di lasciarmelo sotto al portone, speriamo non me lo rubino. No, perché Vai. me ne hanno fatte alcune interessanti. Quali sono i tuoi comici preferiti? Fautori della tua formazione, a chi ti ispiri, come si suol dire, o comunque in generale, quali sono i tuoi comici preferiti? Allora, io non sono un grande amante della comicità, questo lo devo premettere. Quindi all'inizio ti direi i classici, Carlin, Doug Stanhope, adesso mi è capitato di vedere Mr. Tambourine di Chris Rock e dopo i primi 15 minuti che mi hanno annoiato l'ho trovato uno spettacolo meraviglioso. E tendenzialmente a me ispirano più altre cose, cioè più i documentari o che ne so, ma forse la prima volta che ho pensato di fare il comico ero piccolissimo, a mia madre mi ero letto Kafka e non mi ricordo affatto, avevo letto Il processo, il castello forse, e mi ricordo però di che mondo, Vonnegut, mi è piaciuto tanto, Calvino, per assurdo, cioè tutti quelli che trovo più ricercati, perché la comicità dei monologhi, dopo un po' che l'hai vista, quelli bravi, tipo una volta mi è successo con Louis C.K. che aveva fatto quella premessa: quanto deve piacere andare con un bambino a un pedofilo che mi ha bruciato un pezzo che stavo scrivendo, allora quindi quelli che mi piacciono non li vedo, gli altri li vedo per snobismo, per dire ammazza, guarda che pippa questo. Cioè. Grazie, mi sembra un'ottima risposta. Tra l'altro, forse già te l'avevo chiesto in quella puntata, perché mi ricordo questa cosa di Vonnegut, che avevamo parlato di Vonnegut. E quindi vedi, cioè, sono... Ghiaccio 9. Sì. Un gran libro, ed effettivamente quei libri assurdi c'hanno, cioè ti danno proprio un modo di vedere le cose alternativo e diverso, che poi la comicità è quello. Sì, poi io che faccio, cioè con la satira, Vonnegut è un autore satirico, è stato preso per un scrittore di fantascienza, ma in realtà comunque era sempre una critica elaborata però alla società. E senti, mi hanno chiesto un po' di persone, però queste domande, c'è mai stata una proposta che hai fatto per la televisione che ti è stata rifiutata e di cui puoi parlare? Perché poi sai, le idee per la televisione non si raccontano nei podcast. No, guarda, ti potrei fare una lista infinita. Tant'è vero che poi a un certo punto, qualche anno fa, mi sono girato la pilot di una serie TV che si chiama Filo, che ci ho speso 12.000 euro, e che c'era protagonista femminile Emanuela Fanelli, quando ancora non se la filava nessuno, vorrei dire, ma poi però alla fine, dopo un po', non mi era piaciuta come era venuta, nonostante abbiamo fatto cinema e me la sono tenuta nel cassetto, ma fra poco la farò vedere, perché comunque dico, ci ho speso un sacco di soldi, hanno lavorato gratis oltre a Emanuela Fanelli i due registi, Santa De Santis, Alessandro D'Ambrosi, Francesco Arienzo, Sergio Viglianese, mi sembra giusto comunque farla uscire. E io sono pieno di format, che mi sono sempre stati bocciati. Il famoso documentario sulle donne, che adesso pure io sono partito con la strada dell'indipendenza proprio per iniziare a vendere, perché sono pieno di cose. Me l'hanno sempre bocciate tutte. Sempre tutte. Beh, questo... Non lo posso Dico, no, nel senso, cioè io ho una docuserie a puntate che si chiama Sesto Potere, che era un'analisi dei social tra Michael Moore e Louis C.K. scrivevo perché erano alternati monologhi e l'inchiesta invece giornalistica. E c'era questo vice direttore Sky TG24 che comunque era un ex critico televisivo, ha fatto ma quindi è una cosa seria? Ha fatto, o ci metti il demenziale della tua comicità? Cioè quello è stato il momento in cui ho detto io non voglio avere più a che fare con questa gente. Cioè io passo la mia vita
nel lavoro, perché sono un mezzo squinternato che vive così e io voglio rispetto. Io in televisione ho trovato solo persone dove arroganza e incompetenza si fondono. Mai in nessun altro ambiente arroganza e incompetenza così fuse in poche persone. Gente che non ha mai fatto niente, che a parole gli autori televisivi oh, ma a me perché non me l'hanno fatto fare? E guarda l'Italia che è diventata per colpa degli autori televisivi. Colpa loro. E questo l'avete sentito a Tintoria, così io che magari invece una carriera televisiva me la volevo fare, grazie Filì, mo devo fare gli appelli a Fedez di mandarmi i PayPal, guarda, vedi, perché poi... guarda, se caschi con Fedez ti conviene molto di più che andare in televisione. Sì, dai, magari. Federico, si chiamerà Federico lui, Fedez starà sì, per Federico. Federico, quando vuoi, se vuoi adottare un figlio già grande, forse l'altro io so più grande di Fedez, vabbè. La battuta più greve, no, le reazioni più estreme alla battuta più greve mai fatta. Beh, una volta stavo facendo una serata a 3 con al campionato del mondo di tiro al piattello in Umbria, ci avevano allestito un apetto e c'erano queste 250 persone davanti a noi. Armate. Esatto. E a un certo punto, quando tocca a me, per salire, c'è la scaletta che sale sul tappeto, Fabian Groot mi fa un gavettone, quindi io già, ma un gavettone, una bottiglietta d'acqua, quindi già salgo sul palco zuppo. Appena esco, esce il buffet dei dolci, quindi di 250 persone, 240 corrono ai dolci, io mi rivolgo all'organizzatore e gli dico, guarda, dai, facciamo fra un quarto d'ora, dai, risalgo dopo. No, vai. E iniziavo a fare questo pezzo che era sulle droghe, quindi non era tanto l'entità di quello che dicevo, fino a che a una battuta sulla droga uno di questi fa, no, io adesso vado e lo ammazzo, e quindi mi sono trovato con 240 persone al buffet e 10 persone che reggevano questo, che mi urlava contro, mi bestemmiava contro e che mi voleva menare, e siamo scappati da là. Ma capite, che battuta era? No, ma era una battuta, semplicemente sarà stato un fascistello, campionato del mondo di tiro al piattello, poi cioè, quindi armato e ci prende pure, manca dice, sai. No, ti piglia sicuro. Si allena con i piattelli che si muovono, pensa con una persona ferma. Con un omone come me. Comunque sì, tante volte ho rischiato di prendere schiaffi, fino alla nascita di Satiriasi, tantissime volte. C'è la remota possibilità che tu faccia dei workshop online in attesa? No. Ok, no. Cara Alice, no. Risposta secca. Va bene, adesso sempre per creare comunità, se qualcuno nella chat vuole fare domande, perché ho visto pure gente che rosicava e diceva ma dove legge queste domande? Sì, le domande sono tipo qual è la tua posizione sullo starnuto, cioè domande così. Guarda, veramente uno non si deve mai fidare di YouTube, non vedo l'ora di tornare a poter fare i podcast dal vivo, così non c'è la chat di YouTube, è stato breve ma intenso, lo dico contro le mie... Sì, vedevi i gabbiani vanno per la maggiore su YouTube. Sì, con Gui abbiamo fatto una puntata a tema gabbiano praticamente, 60 minuti sui gabbiani e poi 5 minuti sul resto. Va bene, io forse allora a questo punto andrei a far spegnere il podcast, abbiamo fatto 1 ora e mezza, sono molto contento e stasera c'è il derby di Roma, quindi devo montare tutto e poi prepararmi mentalmente a questo momento. Che tra l'altro derby di Roma di cui si parla nello spettacolo, non facciamo spoiler, ma la questione è dibattuta, è affrontata su Formiche, che potete vedere andando su thecomedyclub.it e seguendo le indicazioni, tra cui pagare 6,66 €. Ma anche perché, se posso fare questo appello finale, sì. E non la sostiene il pubblico la satira, non la sostengono più i giornalisti, non la sostiene la televisione. Io bene o male ormai nella vita campo, ma tutti quei poveri cristi che vorrebbero cominciare a fare satira adesso, se non si trovano un pubblico che li sostiene, verranno sempre marginalizzati e alla fine diventerà popolare sempre e solo la comicità più mainstream. All'estero, prima che morisse Louis C.K., però Dave Chappelle è pieno di autori satirici. In Italia no, quindi non tanto per me, ma per il futuro della comicità pagate sti 6,66 €. Allora, pagate 6,66 €, grazie mille Filippo. Grazie a voi. Grazie a tutti e a tutte per aver seguito, grazie Stefano, ci vediamo alla prossima.